Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Beh, insomma, il cappellino è già esemplificativo. Siamo a Ovoledo di Zoppola, l'azienda è i salumi del Norcino, lui è Remigio Vincenzutto. Esatto. Grazie intanto per ospitarci Grazie qua, piacere di conoscerti. Piacere, altrettanto. E come dicevo, insomma, almeno questa volta non ho la cuffietta, ma sono già sponsorizzata, quindi esatto. possiamo partire. Oggi entriamo subito nel vivo, Sì. Dopo spiegheremo, mi racconterai bene chi siete, Esatto. quando siete nati, eccetera, Esatto. ma vorremmo entrare su due dei prodotti a marchio qua che sono nel vostro paniere, mettiamola così, dei Allora prodotti. oggi vi proporrei la pancetta e la coppa, sempre marchio Acqua. E adesso passeremo alla mondatura del prodotto, anche perché sono due prodotti che diciamo veramente vedo che non hanno, durante l'arco dell'anno sono sempre In voga. in voga, esatto. Sì, infatti. Non hanno una moda. No, proprio un prodotto che non ha, sì, tutto il periodo dell'anno ha una buona richiesta, a differenza di altri prodotti che invece sono stagionali. Allora, partiamo da, voi ricevete, cioè il Sì. lavoro qua comincia già con i pezzi macellati. Esatto, a me arriva la carne già sezionata da un macello che macella carni a qua. E praticamente io faccio, c'è il taglio anatomico, io dopodiché quando mi arriva gli faccio le varie lavorazioni, esempio adesso la pancetta verrà squadrata, pulita, mondata, verrà salata a mano. Partiamo allora, vediamo, partiamo a questo vedere. è il pezzo da Questa è cui la poi parte arriveremo della alla pancetta. Esatto. Dove Che io pezzo vado- è? Come... Questa sarebbe proprio la pancia del maiale. Ok. Sopra qua ci sarebbe la costina che viene tolta per fare le famose grigliate e io adesso vado a Che siamo quasi in stagione ormai. squadrare le pancette. Intanto va intestata, dopodiché va intestata praticamente, gli faccio le due teste belle dritte. La carne che io sto togliendo, dopodiché serve mescolata alla carniccio che viene fuori dalla coppa e con della carne di spalla per fare la salsiccia, che quello comunque è un prodotto che verrà fatto in un altro momento. Questa è la grandezza più o meno Questa è una standard. pancetta, sì, di solito che si fa. Io adesso sto lavorando da questa parte e vado a togliergli una parte di grasso che sarebbe molle, che praticamente io quando andrei a rotolarla mi creerebbe problemi in quanto non andrebbe neanche ad asciugarmi bene in stagionatura. La squadratura, adesso gli togliamo lo stesso questa parte interna che comunque non va bene. Sotto questo magro abbiamo una venetta di sangue che gli rimane durante la macellazione, che logicamente va asportata perché altrimenti farebbe cattivo odore. Ah, Ecco. e quindi si tolgono Esatto. tutti questi pezzi. Questa praticamente sarebbe una pancetta pronta per la salatura, che poi andremo a fare una salatura a mano. Ok, mi fa sorridere perché a volte mi fanno provare a fare le cose da qualche parte, ma io qua sono impressionata proprio dalla Adesso sapienza rifacciamo- e dal coltello soprattutto. Rifacciamo la seconda pancetta, giusto per capire. Voi qua dedicate delle giornate specifiche, cioè lei, tu, adesso Sì, passiamo sì, da lei sì, al tu, sì, ma sì, sì. delle giornate specifiche ai diversi prodotti che Esatto, di che solito avete. noi in una settimana normale abbiamo il martedì che abbiamo lo scarico della carne macellata il lunedì e ci dedichiamo tutto il giorno praticamente a fare la mondatura delle carni Sì, e appunto selezionare le pancette che saranno poi salate e mentre con le altre carni, sì, le coppe è la stessa cosa, viene rifilata come sto facendo adesso. questo che pezzo è Questo invece? sarebbe la coppa, il collo del maiale, Ok, collo di maiale che andiamo a pulire
e a squadrare. Beh, tu Remigio ovviamente ti accorgi subito poi della qualità. Certamente. Per esempio, per capire che sarà una buona pancetta, cosa guardi? Allora, prima cosa per me pancetta vuol dire carne piuttosto grassina, dopodiché si vede la consistenza. Sì. Cioè la pancetta deve essere, quando prende il freddo, deve essere dura, bella, soda. Allora questa sarà una pancetta che quando sarà stagionata sarà sempre dolce. Ah. Perché se il magro sì è bello, però non... Sì, su questo caso, cioè pancetta cosa Insomma, vuol dire? la pancetta è pancetta, Esatto, adesso non è che possiamo fare della pancetta light. Esatto, se no ci sono, tanti fanno le altrimenti pancette... mangiamo qualcos'altro. Esatto. Ecco, qui allora... quindi vediamo invece la lavorazione, la rifilatura comunque esatto, adesso abbiamo rifilato la coppa, l'abbiamo squadrata, pulita delle vari nervettini che possono esserci, ossicini durante il disosso, che praticamente questi vanno tolti perché altrimenti quando poi si taglia dopo stagionata rovinerebbero il coltello o l'affettatrice. Anche? Quindi, sì, perché... Bisogna fare attenzione a 1000 cose, veramente, pensare a tantissime cose. Dicevi prima che ricevete da un macello che anche fa parte del circuito acqua, e quindi questo vi garantisce che rispetti quelli che sono i disciplinari per quanto riguarda la carne suina, quindi il raggio della filiera corta entro 90 km. Sì, la genetica del suino fatto appunto per... avere una qualità delle carni. Esatto, per avere una carne un po' più, per quanto no, un po' più. Io sinceramente mi trovo molto bene. Insomma, vede che la carne a marchio qua effettivamente le dà una qualità superiore? Sì, sinceramente sì. Ok. Adesso possiamo passare alla salatura. La salatura verrà fatta a mano, salatura a secco, praticamente vengono massaggiati prima sia la coppa che la pancetta che la coppa e pancetta, e poi verranno lasciati in frigorifero un 8-10 giorni anche a riposare, di modo che tutto il sale che viene in copertura andrà a sciogliersi e per osmosi toglie l'acqua dalla carne. Quindi c'è la doppia funzione, non solo il fatto di insaporire, ma proprio quello di... anche di togliere l'acqua praticamente, perché il sale, penetrando nella carne, in automatico fa uscire l'acqua dal pezzo. Essendo anche pezzi grossi, di conseguenza abbiamo bisogno che il sale ci arrivi fino a cuore, perché altrimenti... Quindi come si procede? Finita la mondatura della coppa e della pancetta, adesso siamo pronti per la salatura. Salatura che consiste in sale, pepe, spezie e un po' di aromi. Lì le ricette sono varie, questa qui è una appunto ricetta c'è mia. il segreto professionale. Esatto, certe cose non si possono raccontare a nessuno. Sentiamo, se riesco a... ruberai solo il pepe. Ecco, beh no, ma c'è un mix di spezie. No, infatti, ma dico, con me puoi stare tranquillo che non ti rubo i segreti. Ecco, allora adesso praticamente prendiamo la coppa, la poggiamo nella vasca con un po' di sale, incominciamo a spargerlo su tutta la parte della coppa e si comincia, questo si chiama massaggiare. Quello che io sto facendo adesso a mano si può fare anche con delle attrezzature particolari, esempio la zangola, che adopero anch'io logicamente perché non posso mettermi a salare e giocare con 30-40 coppe che salo la settimana, perché sarebbe veramente da suicidio. Io praticamente massaggio quello che prima era un bel corpo abbastanza sodo, lo porto a essere esatto, facendo così le cellule della carne interna si aprono e permettono il discorso di prima, la famosa osmosi, il sale che comincia a penetrare nella carne e l'uscita dei liquidi che sono in eccesso. Ecco. Allora abbiamo fatta una, poi le mie mani, io di solito quando ho finito di lavorare vado a fare massaggi. Sì, infatti, dopo serve il massaggio al norcino invece che alla carne. Ok, anche su questa quindi facciamo la stessa operazione, sempre. Ecco, quanto conta questo sapore proprio specifico che ogni norcino ha? Beh, certamente quella lì... dà tanta caratterizzazione quella lì diciamo nella concia, ognuno ci mette qualcosa di suo, che praticamente diventa la firma. Esatto, si sente perché
può capitare, che è già successo anche a me, di qualche amico finito a farsi il crostino in un bar da amici e ha tagliato, si è mangiato una tartina e gli fa il barista. Questo è di Remigio. Ah sì? Sì. Ma dai, beh, sono soddisfazioni. Sì, sì, infatti, e il nostro ragazzo, che è amico appunto del gestore del bar, mi arriva qua la volta che è stato a farsi la spesa dei salumi, mi fa: "Oh Remigio", fa, "ho dato una tartina al tizio", fa: "Cosa mi fa?" "Oh", mi fa: "Questa qua è di te Remigio", fa. "Come fai a sapere tu?" Il sapore Quindi vuol riconosciuto, dire, pensa infatti, ai clienti quella come è la- sono affezionati. A la proposito firma. di clienti, distribuzione che è al dettaglio, cioè chi vi rivolgete a qualche ristoratore? No, ristoratore no, io di Ok. solito faccio un po' di negozi, dopo siccome l'azienda è piccolissima mi affido a un paio di grossisti che logicamente fanno Da la tramite per la fornitura, distribuzione, esatto. certo. Allora adesso Questo era per la coppa. La coppa l'andiamo a depositare in un carrellino intanto, che poi andrà in frigorifero a riposare per i giorni Ok. necessari che abbiamo detto prima. Prendiamo l'altra vasca e ci facciamo la stessa Qua mi operazione. sembra più difficile il massaggio, nel senso che l'altra si prestava di più, mi sembrava... Esatto, allora abbiamo due come si prodotti fa? completamente diversi. Mentre là abbiamo l'obbligo di andare appunto a massaggiare perché abbiamo un corpo piuttosto grosso, qua abbiamo una parte tesa, molto più sottile. Quindi quando noi andiamo a farci tutta la copertura, Tutti gli spigoli, prima diciamo. si fa tutta la parte esterna. Sì, Andiamo la superficie sopra. Esatto, cioè quel sale che adesso gli rimane, le spezie che rimane, è quello che è sufficiente per la salagione. ok. Stessa cosa facciamo così. Questa Senti che profumo. Cerco di studiare intanto quali spezie ci siano. Qua quindi non serve, basta solo passare Esatto. in superficie Ecco, questo- distribuire, questo è fatto. questa ha la copertura giusta di sale, che poi giustamente quando il sale incomincia, il stesso discorso di prima, il sale incomincia ad inumidirsi. Qui ancora non vengono appesi, quindi, cioè in frigo ci vanno così, No, come questo sono. è solo la salatura, Ok. adesso dobbiamo solo mandarle a riposare per gli 8 giorni o anche, dipende, la coppa si tiene anche di più, Sì. perché ha bisogno di un po' di giorni di più Ma della come si fa a penetrazione. capire se ha bisogno di più giorni? A occhio? Con l'esperienza? Esperienza. Questa è l'esperienza, perché c'è le prove che si fanno, Sì, si sì, vede sì, che sì. anche perché una coppa, se io la pendo dopo 5 giorni, vedo che non ha lo stesso risultato, matura molto più lentamente di una coppa che io lascio a riposare 12 giorni, di più. che sarebbero... Ottimo, ecco. quindi Allora, qua stesso adesso discorso, vaschetta, frigorifero. io ho fatto la salatura di coppe e di pancette. Portandola in frigorifero, lasciandola là riposare, io fra una settimana, 8 giorni, può darsi che non mi ricordi più quando l'ho fatta, di che lotto giusto, c'è. Quindi giusto. io a questo punto... E anche perché c'è la tracciabilità continua. Esatto, per la tracciabilità, io appunto adesso, per riconoscere il prodotto di marchio Acqua, ci vado praticamente a scrivere il lotto di salagione 12/05/2017, che questo mi serve praticamente quando poi la pancetta verrà arrotolata per sapere l'etichettatura che io gli devo dare per il Certo. discorso della tracciabilità. Quindi andiamo a Perfetto. posizionare il sigillo con il lotto e questa praticamente adesso noi la portiamo in frigorifero nella cella a riposare. E procediamo a vedere cosa accade per arrivare appunto al prodotto finito, pancetta e coppa. Qua abbiamo diverse macchine, ci spieghi quello che vedremo attraverso le immagini? Sì, cosa esatto. accadrà? Dopo aver fatto la salatura e lasciato riposare sia le coppe che le pancette, adesso siamo pronti per l'insacco e ci troviamo adesso con dei macchinari che servono appunto per velocizzare e ottimizzare anche il prodotto, in quanto ci garantiscono un prodotto stabile e comunque
sicuro anche a livello, esempio la pancetta che non è un pezzo intero, arrotolando si potrebbe anche aprire, mentre così abbiamo la certezza che praticamente facciamo un prodotto ad hoc. Ok, quindi anche un norcino storico, insomma, non vuol dire affidarsi alle macchine, non vuol dire non portare avanti la tradizione, no, è un aiuto enorme. Allora noi adesso, prima operazione, andranno dentro questa macchina, questa si chiama in sacca modella, praticamente immettendo il pezzo c'è un pistone che me lo pressa, me la prepara e poi mi verrà spinta direttamente in un budello. Seconda operazione, io gli devo fare la legatura non si fa più a mano ma si fa con la clipatrice, che questa serve appunto per andare a stringere il prodotto in modo da arrotondare anche le punte, in modo che dall'inizio alla fine abbiamo un prodotto bello cilindrico uniforme, e quindi non andiamo neanche a vedere la differenza di fettina sul piatto quando uno capita dopo averlo affettato. Certo, terza operazione, sì, perché l'occhio vuole la sua parte. Dopodiché passeremo, le coppe verranno messe in rete, oltretutto incordate, e poi che non vuol dire messe su internet? No, in rete elastica, grazie. Dopodiché le legheremo con questa macchina. Questa è una lega pancette a rulli, lega pancette comunque si fanno anche le coppe, che praticamente andiamo veramente qua a fare un prodotto. Cioè abbiamo la linea, c'è chi fa le Fiat e chi ci fa le Ferrari. Con questa noi possiamo fare le Ferrari, in quanto un prodotto è sicuro al 100% come stabilità. E in questa fase conosciamo anche gli altri collaboratori? Chi mi aiuta? La Luisa, che è anche mia figlia. Anche mia figlia. Prima collaboratrice. Prima collaboratrice, perché sennò. Poi abbiamo Luca, che è un prestatore che oltre a fare il lavoro si presta anche a venire a darmi e sopportarmi, soprattutto perché è dura. Il problema mio è sopportarmi. Puoi dirci, cioè non gli chiediamo niente perché non può parlare. Perché è dura... ti dice solo che sono cattivo, perché lo insulto sempre. Non ha il microfono, per fortuna di Remigio. Remigio, che profumo magnifico. Qua siamo in stagionatura, però c'è un passaggio in mezzo prima di questa fase. Certamente, perché dopo aver insaccato il prodotto viene stanziato 2 giorni in cella di asciugatura. Questo con delle temperature un po' particolari, visto che parliamo di pancetta e coppa. Infatti abbiamo un caldo che va sui 20 gradi e riusciamo ad andare con un'umidità in asciugamento anche del 60%, di modo da poter togliere più acqua all'esterno possibile. Dopodiché vengono portate nelle stagionature, che sarebbero le cantine. Quanto tempo stagionano coppe e pancetta? Coppe e pancetta andiamo almeno sui 2 mesi. E praticamente questa non è altro che una cantina di casa, solo che logicamente abbiamo le attrezzature che ci servono per mantenere umidità e temperatura costante tutto il periodo dell'anno. Qua invece siamo su una temperatura più bassa, ovviamente, non ci sono 20 gradi decisamente. Qua siamo sui 15 gradi, abbiamo un'umidità che viaggia sui 75%. Ogni prodotto ha le sue caratteristiche di temperatura e umidità? Esatto. Infatti i salami sono in una cella a sé, in quanto hanno bisogno di un'umidità diversa di quello che... Diciamo, questa è la stanza, la cantina, dove abbiamo un'umidità molto più bassa, in quanto abbiamo prodotti che sono pezzi interi. Anche la pancetta arrotolata viene calcolato comunque un pezzo intero, quindi non abbiamo la macinatura e di conseguenza rischiamo meno che il prodotto si sgrani. Ok. Senti, questi sono 2 dei prodotti a marchio Acqua. Voi appartenete a questa famiglia di recente, siete entrati? E diciamo... Cosa avete anche a marchio Acqua? Abbiamo marchio Acqua, abbiamo il salame, la soppressa con filetto, il salame a pezzi, quello tagliato grosso, e la salsiccia. Buono. Diciamo che io il marchio Acqua ci credo, perché infatti l'ho voluto, in quanto io sono di quelli che, se si può avere, visto che vado alla ricerca di carni anche un po' particolari, e col marchio Acqua vedo che riesco ad avere una carne che veramente ha una marcia in più a differenza dalle altre. Dopodiché io sono di quelli che, se posso, non inquino, quindi sapere che la carne mi arriva da un allevamento, o comunque dall'allevamento al macello, dal macello a me, con pochissimi chilometri, entro i 90 chilometri di strada,
vuol dire che forse oltre che far bene alla pancia facciamo bene anche alla salute della gente, non inquinando o comunque inquinando il meno possibile. Qualità e ambiente sono messe assieme e ti soddisfano da questo punto di vista. Tu però sei uno anche un po' inventore, mi dicevi prima, cioè hai anche altri prodotti, ti piace anche sperimentare? Sì, siccome io sono norcino, nato da norcino, quindi fatto che papà lo faceva per passione, oltre a questi prodotti a me piace dilettarmi con i vecchi insaccati, esempio come ti dicevo prima, la costola arrotolata, che purtroppo è un prodotto che impegna tanto tempo e è andato scomparendo ed è scomparso del tutto. E com'è la costola arrotolata? La costola praticamente è questa. Viene come la pancetta, solo che dentro c'è il magro della costa. Invece di fare la costina per fare la griglia, vengono tolti gli ossi, viene lasciata una parte esterna con un po' di pancetta, comunque molto più magra, e a differenza, anche speziando la stessa maniera della pancetta, ha un gusto completamente diverso. Pensa. Poi abbiamo, come dicevo prima, a parte il guanciale, che quello è una cosa che bene o male c'è ancora, sì, perché c'è chi si fa la pasta, da noi in Friuli, più che la matriciana, a Otaina fe tutti, se magari dal panciato un po' di pepe, se lo mangi così, e tartare. È un buon gustaio. Sì. E di cose strane che faccio, dicevo prima, il porco fumo. Il porco fumo. Spieghiamolo anche a chi è a casa. Esatto, il porco fumo perché il maiale è un porco, chiamato il porco. Non ci piove. Quando io affumico il porco diventa porco fumo. E una lonza affumicata, leggermente affumicata, gli lascio appena un po' di lardo tipo speck, comunque con gusto molto molto leggero e gradevole. Sì, cioè siete piccoli, perché alla fine insomma, però avete tanti, non vi siete concentrati solo su... No, perché a me non piace... Hai bisogno di variare. Esatto, io ho bisogno, purtroppo per sopravvivere ci vuole il salame, ci vuole la soppressa, però io mi diverto a fare questi piccoli prodotti che praticamente sono quelli. Anche perché per te significano tanto, perché hai detto figlio di Norcino, ma nipote in realtà. Esatto, sì, perché avevo già il nonno che ai tempi dopo il Novecento si dilettava in questo lavoro andando per le famiglie, per gli zii, i parenti che aveva, e si portava dietro, siccome aveva una nidiata che dicevo prima di 10 bambini, si portava via quelli un po' più grandicelli per le case, così intanto sfamava 2 o 3 bocche per 2 o 3 giorni. E però nel frattempo imparavano anche il mestiere. Oltretutto questo ambiente siamo adesso era una vecchia macelleria dove c'era un mio cugino che gestiva assieme un socio. E io da ragazzino, finita scuola, avevo 14-15 anni, venivo qua. Tu ce l'hai sempre avuta nel sangue, questa cosa. E qua mio cugino ne pareva vero, perché venivo per dilettarmi e lui mi trattava come Cenerentola. Cenerentolo. Pulisci le ossa, pulisci per terra, e qua ho cominciato così, poi finito scuola, ho fatto un biennio e ho trovato lavoro dove ho studiato per andare a fare l'agricoltore, sono finito, invece di allevare il bestiame mi sono finito a trovarmelo a fare le fettine. Comunque non mi è dispiaciuto, insomma. E poi hai messo su questa realtà? Poi ho messo su questa piccola realtà, che sono già 19 anni, è dal 98 che sono qui. Il prossimo anno bisogna organizzare una festa, insomma, per i 20 anni dei Saloni del Norcino. Può darsi, perché no? Vabbè, inviteremo anche Paolo Zoppolatti. Ti chiedo invece, intanto se anche qua possono venire a rifornirsi. Sì, noi abbiamo lo spazio aziendale il venerdì pomeriggio, a meno che non sia chiuso, perché è categorico, venerdì pomeriggio 2:30, 18:30, altrimenti non ci siamo, ecco. Perché sennò siamo sempre in produzione. Ok, quindi venerdì pomeriggio, qui si prepara per il weekend, va anche bene, hai amici, ospiti a cena. L'importante è una cosa, chi viene qua che non pretenda di volere quello che vuole, perché io di solito sono abituato a vendere quello che va bene a me, cioè non cose che... Se uno vuole questi prodotti, questi prende. Uno che vuole mangiare bene, certe cose particolari, anche sulla carne, vuole una bracciola, gli do la bracciola che mangio io. Ho capito. Mangia qualcosa di buono. Mi sembra giusto. E quindi a questo punto diamo un ordine anche a Zoppolatti. Cosa vorresti che cucinasse? Come lo sfidi? Zoppolatti deve fare la pancetta, che per me, tra tutti i salumi che ci faccio io, è il salume dove io
ci lascio il cuore, perché veramente la pancetta per me è il prodotto più buono che ci sia. Tu come la assapori di solito? Ma ti dicevo, la maniera di mio papà, fatta nel tegamino, una bella fettina a coltello, scaldata, dorata bene, a fine cottura sfumata con 4 gocce di aceto, anche 3, dipende l'aceto se è buono o meno. E comunque, regola numero 1, una bella fetta o 2 di polenta brustolita. Blancia o azzerla Cassedi non porta, mi fa dire se è brustolita la polenta. Guarda, saprai Paolo Zoppolatti sfidare la ricetta del papà, come si chiamava? Bruno. Di papà Bruno? Chissà, io credo di no. Scusami Paolo, non ce ne volere. Ecco. Grazie Remigio. Grazie. Paolo, ciao. Oggi ti avrei perdonato anche il ritardo, perché magari era per fare un regalino alla mamma. alla mamma. L'hai fatto? Un pensierino l'ho fatto. Sì? Sì. Bravo. E oggi però abbiamo tante mamme a cui pensare. Intanto auguri a tutte le mamme, baci, baci e cuori, cuori, cuori. E cuciniamo con un cuore di prodotto dai salumi del Norcino, dove abbiamo conosciuto il signor Remigio. Lui mi ha raccontato, avranno già visto da casa, che ama proprio la pancetta così in purezza, un po' riscaldata con un goccio d'aceto, un po' brustolita con la polenta. Con la polenta? E invece, già mi viene fame. noi come la usiamo, questa pancettona? Allora, noi abbiamo questo piatto che l'abbiamo chiamato cuore di mamma, la usiamo per fare questa interpretazione nostra della matriciana, che di solito si usa il guanciale. Noi usiamo la pancetta friulana per dedicare questa ricetta sia a tutte le mamme, ma alle mamme anche di Amatrice. Cioè, Bello, noi venendo piace. siamo in una zona dove abbiamo avuto il terremoto, che è meglio, bisogna sì ricordarsi anche di questo, ma ok. Però lo dedichiamo, il Friuli, con i nostri prodotti, dedichiamo questo piatto alle mamme e alle mamme anche di Amatrice. Mi piace questo pensiero, quindi hashtag mammatriciana. Mammatriciana. Ok. Sempre qualcosa di nuovo, brava. Brava, vedi, sono Allora, io social. vado così adesso, vado proprio... Di violenza. Sentiamo tagliamo- il profumo. Buona. Pensa, questa Remigio, è pancetta arrotolata, in tutto Friuli si fa. Dopo in questo caso tu l'hai visto anche visitando Sì. come lavorano, le loro tecniche, cose. Quindi con una tecnica che poi alla fine si tramanda e la tradizione di generazione in generazione, sì, no? sì. Quindi in questo caso usiamo Ok, andiamo la a pancetta togliere il arrotolata. budello. Io vado rapidamente a prendere quello che serve a me, perché a te ti faccio lavorare adesso. Non faccio io il sughetto. No, lo faccio io. Quindi il sughetto, scusami, cioè saranno i ravioli conditi col sugo alla matriciana o All'interno c'è la matriciana. Per questo il cuore di mamma Sì. all'interno. Perché sai cos'è? La matriciana, se pensi in qualcosa che ti dà, come alcuni piatti della cucina italiana, Ti dà subito calore. sì, ti dà conforto, questa cosa, e quindi l'idea è che lo dedichiamo alla mamma, questo, no? Bello, è proprio un Allora. tipico piatto della domenica, tutti Io assieme vado. attorno al tavolo. Sì, anche per fare un qualcosa di diverso è giusto, secondo me, questo anche di interpretare la matriciana fatta con i prodotti friulani. Quindi abbiamo adattato un po' questo Invece con del l'altro, guanciale no? usiamo la nostra pancetta. Esatto. Io presumo che dovrò fare la pasta. Bravissima, perché comunque facciamo questi Ciotolona. ravioli. Quindi la pasta classica? Sì, com'è la proporzione? Quindi 100 grammi un uovo? Perfetto. Qua sono 100 grammi? Come si dice? A voli, sì. A voli? Io col voli non so tante. Brava. Casomai Quindi- c'è sempre il trucco, aggiungi un po' d'acqua, no? Ah sì? Ok. Allora, vedi, tu stai andando avanti da sola, vedo che stai imparando bene le cose. Ti sei organizzata con una ciotola che è molto più pratico, la ciotola per impastare Volevi l'inizio. che facessi sulla spianatoia? La cosiddetta fontana. Sì. No, va bene che inizi qua secondo me, perché dopo vai a lavorare Guarda che io posso anche sfidarti, faccio la fontanella sul... Vai sul piano. Facciamo come si faceva una volta, ma si fa ancora, no? Sai, c'erano le spianatoie di legno oppure il piano di marmo. In questo caso usiamo una pietra proprio che non assorbe, una pietra Facciamo il particolare. vulcanetto. Quindi il famoso vulcanetto, un pizzichino di sale e Ovetto. l'uovo intero. Guarda che carina.
Ecco, in questo caso, qualcuno può domandarsi perché usiamo un uovo intero, no? Ah sì, si impasta da solo, sì. Perché si usa un uovo intero. In questo tipo di Potere raviolo che andiamo a fare, nel mio modo di interpretare, basta un uovo intero, non aggiungere più tuorli. C'è chi vuol mettere più tuorli. Ma perché si aggiungono più tuorli? Ma Cioè per dare più consistenza. Ah, ok, quindi anche nella in lavorazione. questo caso del raviolo, in questo tipo di raviolo va bene che sia solo un uovo intero, non serve tanta Devo forza romperlo prima nella con la pasta. forchetta? Con la forchetta, guarda, O col cucchiaio, fa col cucchiaino. cucchiaio. Io e le mie idee. Una nuova serie su Telefriuli. Come complicarsi la vita da soli. Ma Vabbè, no, dai, cioè, alla fine, mi raccomando, hai proposto tu di farlo, di non farlo nella ciotola. Ci vorranno Quindi? 40 minuti, state con noi, cari amici. E osservate bene cosa Prendetevi stai del facendo. tempo, sedetevi sul divano, bevete un bicchierino, intanto fatevi l'aperitivo E non prendete appunti in questo caso. e intanto pian piano io ci arrivo. Allora, io cosa ho fatto intanto? Nella padella ho messo questa pancetta friulana, questa pancetta arrotolata e la lasciamo rosolare. Una volta rosolata andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro, un po' di pepe e per legare il tutto io vado a sciogliere leggermente un po' di amido di mais, quindi un amido, una fecola potrebbe essere, solo per legare, per dare la possibilità di fare con questa consistenza un ripieno, perché sennò il classico sugo tende a essere troppo liquido. Tutto a posto, Allora, tanti pensano che sia un piatto molto grasso, questo, ma soprattutto facendo rosolare la pancetta, se ne va, dopo se uno può utilizzare il suo grasso per il sugo, ma si può anche, per renderlo anche più leggero, togliere il grasso che è uscito in cottura per dopo non averlo dopo nella sua continuazione, no? Io ho messo un po' di acqua, Hai fatto bene, anche perché spieghiamo un po' anche il trucco della pasta, no? Tante volte c'è la ricetta canonica, un uovo intero e 100 grammi di farina, però dopo dipende se è caldo, se la farina ha più o meno umidità e anche dalla dimensione dell'uovo, no? Perché in commercio le uova hanno un peso circa di 60 grammi. Un'altra cosa che ti chiedo, poi anche le farine, sai che adesso comunque c'è tutta questa attenzione anche alle farine con diversa forza, soprattutto per le pizze, ma non solo, sì, no? Sì. E quindi ci sono, prima una volta dicevi classica farina 00, adesso c'è Adesso bisogna ragionare in un... V, quello, V, l'altro, è difficile. Cioè non... Allora, ti do un consiglio. È una moda o c'è... Quello dei www è meglio lasciarlo stare perché veramente queste gradazioni che danno sono abbastanza complicate più per professionisti. Ok. Tante volte è giusto dire uso la 00, uso la Manitoba o quello che viene chiamato non solo la farina di forza, che quindi va bene per degli impasti lievitati. A lievitazione più lunga. Se invece nel caso ad esempio facciamo delle paste frolle nei dolci, va bene una farina un po' più povera, comunque se ha anche una 00 o una 0 che sia un po' più povera. Potremmo farle con una farina tipo di farro o qualcosa sì, così? Perfetto. E possiamo mantenere le stesse proporzioni o è una farina più asciutta? Sì, no, quella di farro va benissimo. Ok. Adesso c'è questa tendenza di usare la farina di farro. A me piace molto, per quello ti chiedevo. Io adesso una parte della pancetta la uso, dopo averla un po' rosolata, la metto in parte perché mi servirà dopo anche come guarnizione. Ok, no? Io qua intanto cosa faccio? Tu stendi, bravissima, vedo che hai abilmente impastato. Me l'ha preparata mia mamma stamattina. Hai visto che brava? Sì, sono fortemente preoccupato, perché stai diventando sempre più veloce. Allora, mentre io nella pancetta che ho rosolato vado ad aggiungere la passata di pomodoro. Quindi per ricordare il sugo alla matriciana, no? Aggiungiamo anche un po' di pepe, del pepe che è stato un pepe in grani che è stato schiacciato con il dorso del coltello. Sì. E andiamo a legare. Quindi no cipolle?
No, io non metto cipolla, preferisco mettere la passata di pomodoro e la pancetta in questo caso e vado a legare il tutto con un po' di amido di mais che è stato sciolto con un po' di acqua fredda. Questo perché? Perché adesso col calore si va a densare e riesco a usarlo come ripieno, che poi dopo in cottura, una volta fatti i ravioli, li mangiamo e diventerà questo ripieno liquido. Mamma mia, questa pasta è tipo... Cioè, io la tiro, no? E poi lei si restringe di nuovo. Sai perché? Perché siccome è molto fresca, È timida. avrebbe bisogno un po' di riposare e quindi... Eccoci, può bastare? Il problema è quello, no? Il problema è che ci sono i sabotage. I sabotaggi, dici? Sì. Allora, intanto che mi Sono si palestra. restringe il ripieno, noi vediamo ancora un'altra cosa. In una piccola... Qua si restringe tutto. Si ripieno tutto. E allora fai così. Ok. Oltre a cosa, prendi così con le mani Ah, proprio e con allunga. le maniere forti. Sì, e allunghi, così dopo riesci a allungarla. Ah, ok. Grazie Paolo. Prego. Ma lì sono trucchi che li ho imparati pian pianino, anch'io. Allora, Ok, intanto, scusa, ti ho interrotto, sì. Intanto aggiungo una piccola casseruola, metto un po' di panna. Eccoci, può bastare? Fammi Cari controllare. amici, abbiate fede, ce la faremo. Ho fatto le pieghette. Sì. Devo mettere un po' di amido, come quando stiri. Ok. Mi fai paura Facciamo quando come una sei così volta. serio che valuti. Sì. Dai, vai col bicchiere come una volta. Ok. Intanto io faccio vedere uno che tu dovrai fare. Anche se caldo un po' ripieno, quindi andiamo a prendere il pomodoro che ha la pancetta, un po' di pepe e che l'abbiamo leggermente addensato e andiamo a chiudere tipo piccolo panzerotto, mezzaluna, uno può dare alla fine che forma vuole, no? Quanti ne facciamo? 4, 5? Abbonda, che ho fame. Poi se viene mia mamma oggi a pranzo, magari. Ah, quindi siamo tutto il tempo a fare questi cuori di mamma. Esatto, così faccio una bella figura. L'abbinamento è questi ravioli che hanno all'interno hanno questo sugo alla matriciana che è stato interpretato alla friulana, questo omaggio che facciamo da matrice Sorry, alle chef. mamme. Quindi con la pancetta friulana e la base sotto, di solito la matriciana è con una grattugiata di pecorino, invece noi abbiamo messo un po' di panna e abbiamo sciolto del montasio e stiamo sciogliendo per fare questa salsetta che va come base ai ravioli perché avranno questa sorpresa, questo scrigno, questa sorpresa per la mamma e del sugo alla matriciana. Come siamo lì? Tutto bene. Sì? Sì. Ma pensi che farà dieta tua mamma oggi? Ho pensato che faremo che un secondo, in qualche modo. Ah, ok, una cosa rapida, un ovetto, Ma qualcosa. sì, dai, facciamo... Allora, prendiamo tutti i ravioli, brava. Ah no, stesso li stai chiudendo. 2, 3. Questo è quello difettoso. Sì, quello lì può capitare, insomma, sai. Vai. Acqua bollente salata. Eccoci. Poi uno può dare che forma vuole, no? Alla fine può chiuderlo, può farlo quadrato, può farlo... Cioè il raviolo non ti dà qualsiasi limiti forma. di forma. Ma no, perché comunque il raviolo è tutto ciò che è contenuto da un qualcosa. Pensa che può essere un raviolo anche 2 fette di frutta, pensa a un mango, oppure all'ananas. Sì. Tu pensa una fetta sottile di ananas, tu se metti un qualcosa al centro che potrebbe essere, non so, del cioccolato o qualcosa, tu vai a chiuderlo così lo scaldi un po', diventa un raviolo di frutta. Buono. Cioè tutto ciò che ha uno scrigno interno che sia da gustare e diventa alla fine un raviolo. Quindi, Ok, allora, abbiamo i bellissimi ravioli che hai chiuso con è abili. un spettacolo, sì. Intanto io Vabbè, vado a migliorerò, mettere- insomma, mi metti fretta Intanto vado a mettere sul fondo del piatto, la nostra fondutina. sì, che è fatta col montasio, quindi invece di usare il pecorino che si usa normalmente grattugiato
sopra giusto, nella anche qua c'è matriciana. una rivisitazione. Noi abbiamo rivisitato in questo caso la ricetta mangiandola come cuor di mamma, perché comunque dà conforto. Ti coccola. Ti coccola, perfetto. Come una mamma. E andiamo a mettere questi ravioli. Aspetta che faccio anche una fotina, perché altrimenti non... i miei followers... Allora ti dico, tu dirai, metto tutto in... Instagram, la pagina Acqua FVG. Acqua Ersa FVG. Tu dirai, metto tutto in... potrei mettere tutto regolare, invece a me spesso No, casino. non mi piace mettere le cose regolari, quindi devono avere un loro, come si dice? Movimento. Un loro movimento, Un dinamismo. Un po' di pepe, Ok. che ci vuole sempre. Alcuni cubettini. Scusa un attimo che... Mamma, no, io se non tu veni a mangiare UMSD perché sono un po' in da ore, non vi fa tanto, ma di un snozzasto? Va bene? Ciao, sì, che devo lavorare, ciao. Ecco, no, perché così ce li mangiamo Io noi. sono stato zitto per non fare brutta figura. No, non per niente, ma stasera mangiamo con calma, adesso me li mangio io Quindi, questi. Povera mamma, no. Pronto Dopo il le mando piatto? un messaggio, ci E ripenso. questo cuor di mamma, che tu hai anche chiamato. Mamma Triciana. Perfetto. Ricapitoliamo brevissimamente come abbiamo fatto questi cuori di mamma con 100 g di farina e un uovo, proporzione classica per la pasta, per il raviolo, 150 g di passata di pomodoro e poi marchio acqua con la pancetta dei salumi del norcino, 80 g, così come 80 g di montasio, 10 centilitri di panna, 10 g di amido di mais, sale e pepe quanto basta. Hashtag una fan di Kes. E calcolo che devi farne tanti dopo, Più ne fai più ne mangi, quindi vale la pena. Di questi ne mangi. È un pensiero da matrice. Bravo Paolo. Posso chiederti un piacere? Sicuro. Perché oggi non è solo la festa della mamma, ma è anche il compleanno di mia nonna Ghita. Ghita. Guarda che lei ti guarda da anni alla prova del cuoco. Ghita che sta per Margherita. Ah, ecco, stavo pensando. La mia bellissima nonna. Possiamo farle un video? Ma volentieri. Perché mi chiede sempre, ma c'è Mutlese che è il zoppolatti lì, che miseria. alle sempre che scherza, carrit con la clerici, mi dice. Nonna, le furbo, dico E io. anche con Megnese. Allora adesso... E allora? Auguri Ghita. Nonna, è zoppolatti, Nonna, sono io, Ma lei è un po' Matucel, ma... Sì. Sì. È lei, È lei la nipote. Guarda che ci capisce, cioè mi riconosce, non è che... Allora. Cioè è in gamba, Un secondo, che devo prendere una cosa. Vai. Aspetta. Aspetta, nonna, Beh, lo traduco. Ha detto aspetta. Bello, che figata. Un bel pensiero. In tinta con la camicia. Grazie Paolo. Ghita. Auguri.